24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Ritengo non sia il caso di commentare una decisione della quale la Regione non è al momento stata informata dalla fonte deputata a farlo e della quale non conosciamo le motivazioni. Lo sottolinea l'assessore regionale alla caccia Daniele Stival, in merito alla notizia diffusa dal presidente della Lega per l'abolizione della caccia, secondo la quale il presidente del TAR del Veneto avrebbe bloccato fino al 19 ottobre la delibera sulla caccia in deroga in Veneto. Non appena saranno messi in condizione di valutare appieno i contenuti di tale decisione, aggiunge Stival, prenderemo le determinazioni del caso, nel pieno rispetto della magistratura amministrativa, ma anche nella convinzione di avere ottimi argomenti per far valere le buone ragioni dell'amministrazione regionale e quelle del mondo venatorio. 50 posti letto, 10 medici e 18 infermieri. Questo è il nuovo assetto della rinnovata medicina generale che ha inaugurato proprio questa mattina il 7° piano del monoblocco presso l'azienda ospedaliera Patavina. L'obiettivo dell'unità sarà quello della custodia della persona anziana ammalata, bisognosa di molte cure, non solo farmacologiche, che spesso vive sola o in condizioni sociali disagiate. Non solo supporto medico dunque, ma anche sostegno affettivo e sociale, per ampliare una rete che troppo spesso è carente. Certo, negli anni moderni la medicina interna, i reparti di medicina interna hanno ormai degli obiettivi differenti perché non accolgono più giovani pazienti, giovani persone ammalate, ma molti anziani che hanno molte patologie, hanno bisogno di molti farmaci, sono molto spesso soli, in condizioni sociali disagiate e hanno bisogno non solamente della cura di quell'organo, ma di un supporto globale alla loro malattia, alla loro persona, alla loro esistenza e a tutto quello che poi loro hanno al di fuori dell'ospedale. Una rete di servizi che possa accogliere quel paziente che noi abbiamo accolto per una decina di giorni e non possiamo permetterci di tenere di più. Molto spesso oggi in un paziente anziano è più importante cercare di riabilitare, di poter ricondurre il paziente ad una vita al più possibile simile a quella che ha perso, che quella di guarire completamente patologie che oggi non sono ancora del tutto superabili. In riferimento alla situazione meteorologica attesa, il Centro Operativo Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico sull'intero territorio regionale dalle ore 21 di stasera alle ore 14 di domani. Da questa sera e fino a domani è infatti prevista una marcata instabilità, con rovesci e temporali. Sono possibili fenomeni localmente intensi. Domani dovrebbe avvenire un marcato calo termico, con forti venti settentrionali, specie su zone montane, pedemontane e costa. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide nelle zone Alto Piave, Alto Brenta, Bacchiglione e Adige Garda, Montilessini. Dal prossimo 2 novembre prenderà corpo la grande rivoluzione attuata da ACTV, la locale azienda di trasporti veneziana, riguardo la mobilità dei vaporetti. Cambieranno i numeri delle linee e verrà installata una nuova grafica sui pontili. I pendolari veneziani e i turisti possono stare tranquilli, le novità verranno presentate con una campagna pubblicitaria di informazione. Una decina le linee che cambieranno la numerazione, mentre in alcuni casi si tornerà alla soluzione preesistente ed infine si procederà alla creazione di nuovi numeri. Modifiche sono previste anche per le motonavi e i motobattelli LN, con la suddivisione in 3 tratte. Cambiamenti in vista anche per le linee circolari esterne con i motoscafi.
Dopo il primo stralcio della pista ciclopedonale realizzato nel 2010 che percorre il lato est di via Guizza dalla tangenziale al confine comunale, oggi al via i lavori del secondo stralcio. Una pista che a sud si collega con il parcheggio scambiatore del tram e con la recente pista realizzata dal comune di Albignasico, verso nord con il quartiere Guizza e verso ovest con il Bassanello. Il fabbricato, che si trova sul ciglio stradale in corrispondenza della curva d'ingresso su via Wollerbo, sarà demolito. Il costo dell'opera è di €1 milione complessivamente, con una pista in totale lunga 1400 metri. Un vantaggio per i cittadini che si troveranno a passeggiare in sicurezza, lontani dal traffico e in piacevole relax con il nuovo viale alberato che sarà pronto insieme alla pista verso fine dicembre. Si innesta con la Frabice e tram, consente quindi di muoversi diversamente anche per i ragazzi che vanno a scuola, avere l'opportunità di prendere il tram o l'autobus senza dover muoversi con le macchine. E devo dire però che la finalità principale è quella di consentire di interconnettere il resto del tessuto metropolitano. In pratica dalla Bassa Padovana si riesce ad arrivare direttamente in centro città, a questo punto con il completamento senza dover mai entrare nella strada pericolosa. Soprattutto va a completare quell'opera che abbiamo iniziato 6 anni fa, un lavoro lento che va portato avanti con costanza, di creazione di piste ciclabili lungo tutte le radiali. Con questa, una volta completata, siamo a circa 151 km e insomma è un traguardo importante per la città. Telecomunicazioni, non c'è più spazio per 3. L'operatore di telefonia è rimasto a secco degli 800 MHz, la banda più pregiata sulla quale hanno messo le mani Telecom, Vodafone e Wind. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadellveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.